Polemica tra ospedali di una stessa ULSS, come dire guerra tra due fratelli. Due ospedali, Sant'Orso e San Bassiano, che diventano merce di scambio di voti in vista delle prossime regionali. Perché è proprio dai politici dell'Alto Vicentino che si alza una levata di scudi contro il nostro San Bassiano. Politici che si alimentano delle voci interne alla stessa struttura di Sant'Orso, che cercano di distogliere l'attenzione sui reali problemi sanitari parlando di disparità di trattamento, quando è stato detto a chiare lettere dal commissario dell'ULSS 7 Simoni che sono solo stupidaggini. E mi pare di capire che soprattutto a Sant'Orso ci siano politici attualmente in regione o aspiranti consiglieri regionali che vogliono fare a pezzi la nostra ULSS 7, in modo particolare vantare problemi legati a nomine a Sant'Orso o apparenti o presunte diminuzioni di Sant'Orso e Città Bassano che non ci sono in realtà. Non è però con la politica o con le marce che si fanno le sorti di un ospedale. Se un ospedale vuole migliorare e vuole ottenere di più, deve farlo attraverso la qualità. I flussi dei pazienti sono poi alla fine il dato più importante, in base anche al quale i tecnici poi decidono di avviare reparti o sottoreparti in un ospedale o in un altro. Io ovviamente mi batterò in tutte le maniere possibili per difendere l'ospedale di San Bassiano, per difendere la sua qualità e tutto quello che deve essere implementato a partire dalle schede ospedaliere. Speriamo, perché al momento nessuno difende il San Bassiano. Immobilismo totale dai nostri amministratori, sindaci, consiglieri regionali, deputati del territorio che tacciono. È un silenzio che non comprendo, perché quando dall'altra parte ci sono attacchi e non come dire, ogni tanto, ma praticamente sistematici, pare ci sia una regia dietro questi attacchi per ottenere non si sa che cosa, sicuramente per cercare di aumentare il proprio consenso politico. Da questa parte a Bassano, a partire dal sindaco di Bassano, che è anche presidente della conferenza dei sindaci, ma anche tutti gli altri colleghi dei comuni contermini, dovrebbero partire altrettante difese dell'ospedale di Bassano, ma soprattutto difese della verità. Una cosa è evidente e palese: quando un medico si rivolge alla politica per avere pazienti, è chiaro che qualcosa manca. È qui che viene lesa la potenzialità assistenziale della popolazione. La gente esige un'alta qualità del servizio e va dove questa c'è, non dove viene indicato dalla politica.